A tutti, sono molto contento e felice di vedere tanta gente. Il merito è della nostra Marina Crivellari, che ha richiamato l'attenzione. È il secondo incontro di quest'anno del progetto Venezie, ideato dal professor Manno, che ringrazio sentitamente, a nome del Circolo, e che il Circolo è molto orgoglioso di aver presentato. Vi avevo anticipato l'anno scorso che quest'anno avremmo fatto una conferenza stampa e siamo stati molto contenti e soddisfatti perché l'amministrazione ha mantenuto la parola e ha consentito di fare una bellissima conferenza stampa di presentazione di questo nostro proprio progetto Venezie, che vedo sta riscuotendo molto successo. Grazie anche a voi, perché so che ciascuno si è dato da fare a propagandare. Vedo che c'è molta gente in piedi, mi dispiace. Il prossimo incontro lo faremo nell'auditorium qui sopra, sperando che ci sia ancora disponibilità. È il secondo incontro di quest'anno. Il primo l'abbiamo fatto su Venezia vista dall'alto, una Venezia vista dal cielo, un bellissimo incontro, ma l'incontro più atteso era quello della Marina Crivellari, che apre con questa sera, ma poi avremo modo di risentirla e rivederla e anche omaggiarla. Allora, io ho già parlato che troppo, solo voglio ricordare, se qualcuno non ha ricevuto, non riceve, fuori nel tavolo all'ingresso ci sono dei foglietti, basta mettere nome, cognome e mail e noi provvediamo a mandare le indicazioni a tutti. Mi è stato chiesto dalla Presidente del Consiglio Comunale Ermelinda Damiano, che voleva venire stasera per dare un saluto, ma è impegnata col giorno del ricordo, è infalatissima, però mi ha detto di ricordarvi tutte le manifestazioni della giornata del ricordo e fuori all'ingresso ho portato un po' di volantini. La mia parte di presentatore e segretario l'ho fatta credo abbastanza bene, non merito nessun applauso perché gli applausi sono tutti per Manno e per la Crivellari Indizia. Grazie Cesare, buonasera a tutti. Devo dire che devo cominciare con un tono abbastanza grave perché vi devo confessare che mi sento un po' tradito dal pubblico, perché molti di voi che erano qui la volta precedente si ricorderanno che una simpaticissima signora propose di venire mascherati visto il tema e io l'ho presa in parola, però vedo che solamente 2 o 3 persone mi hanno seguito, io vedo tutti molto sulle vostre eccetera, quindi devo confessarvi questa piccola delusione. Mi sono messo solo, mi scuso per il cappello che non tolgo, volevo portarmi la bauta ma ho detto tanto non serve a niente perché di solito mi riconoscono dalla voce, per cui la bauta non me la metto. Grazie di essere qua, mi scuso con le persone che sono costrette a stare in piedi, forse qualche sedia si può rimediare nei corridoi, non so se si può o non si può, ci sono le regole, però spero magari che riusciate a trovare un posto. Bene, solo 2 o 3 comunicazioni di servizio prima di presentare brevemente Marina e non sottrarle tempo. Molti di voi continuano a chiederci di essere informati sulle nostre iniziative. Voi sapete che noi abbiamo dei volantini, non tantissimi, trovate delle locandine più o meno qui nella zona del Candiani, Piazza Ferretto, però il sistema più efficace per essere informati è quello di entrare nel sito del Circolo e trovate l'indirizzo nelle locandine, nei volantini, ma anche qui alle mie spalle, nello schermo. Il sito comunque è facile, è circoloveneto.eu. Nel sito, proprio nella prima pagina, nella home page, in alto, trovate una specie di pulsante per scoprire, per saperne di più. Cliccate lì dentro, potete lasciare la vostra email e selezionare le voci delle attività del Circolo, che sono tantissime e che non vi riassumo stasera, che vi interessano, e allora riceverete automaticamente gli avvisi di volta in volta che qualche cosa sarà organizzato. E
Mentre invece un'altra comunicazione che vi volevo fare è che c'è una novità grafica, diciamo, nelle nostre locandine. Se voi avete questa locandina, avrete notato che in fondo ci sono 2 codici QR. Sono queste ultime diavolerie che voi vedete un po' ormai ovunque, e se qualcuno di voi sa usarli, attraverso questi codici può trovare un riassunto della conferenza, quindi un breve riassunto di quello che Marina appunto ci dirà questa sera, e anche un profilo biografico di Marina Crivellari. Mentre invece nell'altro codice, dove c'è scritto di fianco introduzione, trovate l'introduzione del progetto Venezie. È un po' lunga, ve la potete scaricare e leggerla con calma, alla quale ci teniamo particolarmente, perché il progetto Venezie non è un contenitore dove entra tutto, presenta delle scelte anche di carattere metodologico, storico, e in questa introduzione abbiamo cercato di delinearle, oltre che a fare, diciamo, un po' il punto della situazione, riassumere per chi non abbia partecipato anche alle conferenze dell'anno scorso. Particolarmente io ci terrei che voi scaricaste questo programma, lo leggeste e se avete voglia e tempo di dire anche che cosa ne pensate, anche con delle critiche negative, sono sempre ben accette, o anche dei suggerimenti magari per le prossime iniziative che ormai saranno l'anno prossimo, perché voi sapete da questo programma che vedete, che è un altro volantino, abbiamo programmato le nostre conferenze fino al 7 di novembre. Bene. Vengo a presentare la conferenza di questa sera. E Marina è un volto noto ormai, perché nella scorsa edizione, assieme a Federico Moro, è quella, diciamolo chiaramente, che ci ha consentito, grazie alle sue 3 conferenze, di far partire il progetto. Non era facile e quindi a lei siamo veramente riconoscenti. E ancora di più quest'anno, perché sentiremo Marina per 2 volte, oggi, stasera sul Carnevale, però se voi guardate il calendario c'è un'altra conferenza di Marina che riguarda il Casanova, un Casanova visto con un approccio, un'angolazione tutta particolare e anche insolita, no? Insolita, ma questo dopo lo vedremo quando verrà il momento. Per il tema di questa sera, io appunto, come avevo promesso, non volendo sottrarre tempo al relatore, alla relatrice, mi limito a fare una piccola considerazione sulla parola carnevale, perché ci sono varie interpretazioni sull'origine di questo termine, ma ce n'è una che mi è particolarmente cara, che è quella di carro navale. Perché si tratta di allestimenti su barche trainate da ruote e quindi trasformate in carri, come spesso in tutti i carnevali, grandi carnevali che si rispettano, si trovano, in quanto il carnevale era una festa di transizione dall'anno vecchio all'anno nuovo. Queste considerazioni vengono fatte in maniera, secondo me, egregia ed esemplare in un libro che io mi permetto di segnalarvi questa sera, che è di un signore che si chiama Alfredo Cattabiani, e il libro è intitolato Calendario. Se voi prendete questo libro, che è suddiviso per le feste dell'anno, quando Cattabiani parla del carnevale, sviluppa questo tema del carro navale. Il carro navale è anche nel Medioevo è quello che è conosciuto come stultifera navis, cioè la nave degli stolti, che è un'altra figura che ricorre moltissimo nella pittura. Ma io qui mi fermo perché appunto è solamente uno stimolo che vi voglio dare. Ringrazio ancora di nuovo Marina e le cedo la parola. Buonasera. Mi mette l'immagine da prima, grazie. Ecco, perfetto, questa. E io dopo vado con le mie freccette. Allora, guardate, c'è un posto libero che adesso vi libero io qua, perché rimango a sedere qui, va bene? Allora, prima di tutto,
Così come mi sentite? Bene, ottimo, è già questo importante. Allora, come gentilmente mi hanno presentato il dottor Cesare Campa e l'amico il professore Antonio Manno, io stasera vorrei parlarvi un po' del Carnevale. Ovviamente Carnevale dal punto di vista prima di tutto storico, poi come dice il titolo, e non per nulla ho voluto questa immagine di sottofondo, chiaramente storia, arte, poesia, divertimento. Antonio non mi ha avvisato, se no venevo anch'io magari col tricorno, la veletta e la bauta, ma nessuno mi avvisa e quindi lasciamo stare, accettatemi così. Tanto la maschera ce l'ho comunque, no? Vista l'età, sono a posto. Allora, cominciamo a parlare invece prima seriamente, poi piano piano andremo un po' più sul ludico. Allora, seriamente il Carnevale. Allora, aspetta che guardo le freccette perché oggi ho anche sbagliato gli occhiali. Eccolo qua. Allora, il Carnevale ha origini non antiche, antichissime. Antichissime perché risale ai cosiddetti riti ancestrali, che poi si trasformeranno in orge, che erano il momento di passaggio dall'inverno alla primavera. Pensate al periodo. Bene, quindi facevano delle orge gastronomiche incredibili per consumare quelle che erano le scorte dell'inverno, nel senso che poi iniziava una nuova attività in primavera, quindi bisognava finire le scorte soprattutto di carni. Ricordiamoci che la carne è sempre stato un elemento fondamentale per una alimentazione dei ricchi più che dei poveri, perché tutto il contrario di quello che accade adesso, se vogliamo, ne abbiamo già parlato in altre occasioni. Comunque, come giustamente accennava anche Antonio, il termine carnevale deriva probabilmente proprio dalla parola carne. Infatti si può vedere, ci sono 3 interpretazioni. Carne levamen, cioè sollievo dalla carne. Carnes, levare, cioè togliere le carni. Questo è il più simpatico di tutti. Carni, vale, cioè va via, basta con le carni, cioè finiamo le scorte e iniziamo un altro tipo di dieta, diremo oggi, no? Allora, questi giochi, queste orge, questi divertimenti, questo momento ludico dell'anno, che appunto andava da, fine gennaio fino quasi a Pasqua, no, Quaresima no, prima della Quaresima, erano dedicati inizialmente a Dionisio. Infatti se qui guardate e avete gli occhi buoni, insomma ci sono dei particolari un po' proprio da orgia, inutile negarcelo, ecco. Allora, Dionisio perché? Perché Dionisio era quello, insomma, la divinità della viticoltura, quindi del vino. Dionisio poi sarà chiamato Bacco, e qui forse tutti siete già più edotti nel termine. Bacco, che è una parola però greca, che significa clamore. Quando infatti sentiamo dei rumori un po' pesanti, cosa diciamo? Baccano, quindi deriva da questo termine. Ma anche i romani certamente non volevano essere di meno. Allora, se i greci incominciano con i riti dionisiaci, i romani fanno i saturnali, e cioè Saturno, che era la divinità legata all'agricoltura. Infatti il motto dei romani era questo: semel in anno licet insavire. Chi l'ha detto? Che mi fa piacere, complimenti. Allora, cioè, una volta l'anno è anche lecito non avere freni, cioè divertiamoci, è carnevale e porca miseria, ci mancherebbe altro. Quindi questo piace molto all'animo degli aristocratici veneziani, tanto che, vedremo, sfrutteranno questo periodo dell'anno, e cioè, da Natale in poi, diciamolo pure, per vari motivi. Altro momento, questo mi piace perché mi piaceva il dipinto.
Allora, questo è di Peter Bruegel Vecchio, è un dipinto molto bello che è una lotta tra il carnevale e la quaresima, cioè il carnevale, cioè la gioia, vuole sopravvivere e la quaresima sta via, sta lontana, ma è un momento di vita piacevole, cioè le donne si danno da fare, i bambini giocano, ci introduce in quello che sarà appunto il momento carnevalesco. Procedendo, incominciano le cose più curiose. E cominciamo cioè con le feste, che formeranno poi il carnevale, cioè che saranno introdotte nel carnevale. La prima risale al 1162. Io, lo sapete, di date ne dico poche, perché tagliare la storia tipo una torta non è il caso. Quindi, però, alcune diventano fondamentali proprio dalle cronache veneziane. Quindi, 1162, accade una cosa particolare. Cosa succede? Un giorno, appunto, incomincia, cioè, ufficialmente, Venezia dà riscontro a quello che era il cosiddetto sistema del matrimonio. Cioè, a questo aspetto si dà un valore non solo di rapporto, di coppia, eccetera, ma anche come un momento per creare legami tra persone diverse. Ne abbiamo parlato in altre occasioni. A Venezia abbiamo gli autoctoni, cioè quelli che già abitavano la nostra lagunetta, diciamo, e poi arrivano longobardi, bizantini, romani e barbari cristianizzati. Quindi diventa un modo, il matrimonio, per consolidare queste persone così diverse e nel contempo anche aumentare la parte demografica di questa città che sta crescendo alla grande. Allora, cosa succede? Venezia vuole che questi matrimoni cosiddetti misti abbiano un'importanza a livello politico della città. Quindi inizialmente cosa fanno? Creano un momento di gioia assieme. Perché lo fanno? Perché c'è stato un momento piuttosto difficile e qua storia è. Dunque, nell'827 d.C. c'è il famoso sinodo di Mantova. In quel sinodo il patriarca di Grado non viene riconosciuto, viene riconosciuto quello di Aquileia. Venezia non se la mette via perché era filogradense. Siccome si dice che Marco passò per Aquileia, Venezia cosa fa? Il famoso blitz dei due pescatori che vanno a prendere le reliquie di Marco ad Alessandria. Quindi Venezia possiede le reliquie. Detto già in passato, le reliquie sono oggetto di scambio e anche piuttosto forte. Venezia dice, bene, io ho le reliquie di San Marco, se è passato ad Aquileia sono, virgolette, cavoli vostri. Io possiedo le reliquie, quindi decido il patriarca che voglio Grado. Chiaramente Ulrico, un patriarca d'Aquileia, questa cosa si arrabbia, se la prende e crea un piccolo esercito con i suoi 12 canonici e con i signorotti friulani. E questi tutti assieme prendono il patriarca di Grado. Patriarca di Grado, SOS, era un certo Enrico Dandolo, uno dei tanti Enrichi Dandoli, scusate il gioco di parole, ma comunque cosa fanno? Chiama aiuto Venezia e i primi a correre in soccorso chi sono? I fabbri veneziani. Allestiscono delle piccole imbarcazioni, corrono in aiuto del patriarca di Grado, lo trasferiscono a Venezia e esattamente nella zona di San Silvestro. Qualcuno ha camminato da quelle parti per andare magari a prendere il vaporetto, che c'è un sottoportico, c'è anche un affresco. Ecco, e c'è scritto Calle del Patriarcato. Quella era la zona vicino a San Silvestro dove fino a una certa data, 1451, rimase il patriarca di Grado, mentre a Castello c'era il vescovo. Quindi due entità religiose che Venezia prima o poi non vede l'ora di buttarle fuori perché non le accettava. Bene, allora, fabbri portano il patriarca di Grado e lo sistemano lì, mentre quello di Aquileia lo mettono in prigione con i 12 canonici. Liberano i signorotti friulani, ma i 12 canonici il patriarca no. Interviene il papa dell'epoca, un certo Alessandro III, con il quale Venezia, per fortuna, l'unico papa che aveva un buon rapporto.
Alla fine il Papa dice, beh, sentite, fatemi sto piacere, liberatemi il patriarca d'Aquileia e i 12 canonici, perché sennò qui era il periodo con Federico Barbarossa, Alessandro III, cioè diventava una problematica eccessiva. E allora Venezia, diciamo pure con una discutibile generosità, cosa fa? Libera il patriarca d'Aquileia, libera i 12 canonici, ma impone che nel giorno di giovedì, in cui Grado era stata liberata, il caro patriarca d'Aquileia deve mandare a Venezia un toro e 12 maiali. Ci arrivate? Allora, il toro chi era? Il patriarca d'Aquileia. I 12 maiali, i canonici. E nasce quella che vedete nella stampa, la cosiddetta festa del giovedì per il momento. Nel senso che i fabbri, che erano stati i principali, diciamo, autori di questa liberazione di Grado, tagliano la testa al toro e ai 12 maiali. Carne che non va sprecata, carne preziosa, l'abbiamo già detto, quindi veniva data ai prigionieri e anche ai poveri cittadini. Da qui come diventa per queste persone il giorno di giovedì? Certo non un giovedì magro, ma un giovedì grasso, e nasce la festa del giovedì grasso, che poi verrà inserita nella festa del carnevale, un po' dopo, però nasce in questa occasione. Morale: se nel 1162 questa categoria di lavoro, cioè i fabbri, diventano protagonisti di un momento storico, perché ricordate che Venezia, tutte le feste, sono più di 40, sono solo momenti per ricordare la propria storia, in maniera tale che in quelle occasioni l'oligarchia che dominava e comandava e tutto il resto, borghesi, popolo, eccetera, potevano vivere assieme un vecchio momento storico. Era il sottile sistema giocato proprio sul filo del rasoio della oligarchia veneziana. Allora, se dicevo i fabbri, ma ci sono altri protagonisti e sono i casseleri. Allora, proprio nel periodo in cui si cercava di favorire questi matrimoni, diciamo misti, Venezia decide, quello Stato che ancora non era ben determinato, perché accade ancora prima dell'810, quando venne fondata la famosa Civitas Rivoltina. Allora, favorendo i matrimoni misti, si decide anche di celebrarli tutti assieme. All'epoca non erano tantissime le persone che occupavano le isole della laguna. Quindi decidono di festeggiare questi matrimoni misti in una chiesa della città. Io ho questa di Gabriel Bella, però voi vedete la San Pietro di Castello. Prima però sull'area di San Pietro esisteva la chiesa dei Santi Sergio e Bacco. Quindi inizialmente i matrimoni misti avvenivano in questa chiesa. Poi lo Stato anche decide un giorno preciso. Cioè, insomma, alla fine era lo Stato che aiutava le ragazze dando loro delle arcelle, cioè le famose cassapanche dove mettevano la dote. Allora lo Stato dice, vabbè, misti, matrimoni misti a Castello, Santi Sergio e Bacco, e poi però c'è un'altra cosa che bisogna aggiungere, scegliamo il giorno. E quale giorno viene scelto? Che giorno è oggi? Dai, coraggio! Il 2 di febbraio, che è la Candelora. Oh, ci siamo arrivati. Allora, perché questo giorno? Perché il 2 febbraio diventa fondamentale? Venezia ha avuto il mito della fondazione, 25 marzo 421, quindi legato alla Vergine Maria. Quindi il 2 febbraio è sempre legato alla Vergine Maria. Perché? Perché è il giorno in cui, come tutte noi donne, dopo un parto finisce la quarantena. E quindi ecco che diventa un giorno fondamentale, anche perché è il giorno in cui Gesù viene presentato al Tempio, perché ormai lei è pura e può ritornare nella comunità. Ricordiamoci, sono presenti delle persone di religione ebraica, forse me lo confermano ancora di più, che la donna, una volta che aveva partorito, non poteva più partecipare a determinate manifestazioni finché non usciva dalla cosiddetta quarantena. Ecco il motivo per cui è un giorno speciale. Perché viene chiamata Candelora? Dai, il nome lo dice, è legato alle candele.
Benissimo. Allora, il nome nasce con insomma, vabbè, deriva da Candelorum. Candelorum era il momento in cui si benedicevano appunto le candele, ma l'origine è ancora più antica, di origine ebraica. E infatti è il cosiddetto rito del lucernaio, quando appunto gli ebrei aprivano tutte delle luci, delle luminarie, per ricordare che c'è un momento in cui la luce per loro scenderà, per noi già c'era, e cioè la presenza di Cristo. Allora però succede, come tutte le belle favole, che finisce. Infatti queste belle ragazze bene addobbate, carinissime, qui meriterebbe una lezione solo la festa che dopo nacque, cosa fanno? Allora, tutto bene, si sposano, castello, bel corteo acqueo, però, e pensate alla data, 942, quindi Venezia sta proprio incominciando a nascere, i pirati narentani, allora il fiume Narenta è praticamente un fiume della Dalmazia, fate conto all'altezza delle Marche, dall'altra parte. Allora, in quell'occasione i pirati narentani, non so se sapete la differenza tra pirata e corsaro, perché sarebbe bene non confondere le cose. I pirati sono quelli che lo facevano per il loro egoismo, per la loro voglia di denaro. I corsari sono quelli che sono chiamati dai nobili, diciamo, e dai regnanti per poter appunto depredare le navi degli altri stati. Comunque questi pirati vengono a San Pietro di Castello, chiamiamolo ormai così che è più facile, rapiscono le ragazze, portano via le doti, le famose arcelle, che guardate caso le arcelle erano costruite appunto dai casseleri, cioè queste piccole cassapanche dove si mettevano le doti. Allora, i casseleri ovviamente cosa fanno? Cioè sentono l'episodio, preparano le barche e cercano di raggiungere i pirati e li raggiungono nella prossimità di Caorle. Fanno una strage di queste persone, lasciano addirittura i cadaveri che galleggiano nell'acqua. Però lo scopo qual era? Riportare le ragazze, le doti, soprattutto in quel di Venezia. Da allora però il porto di Caorle, forse una persona presente me lo può anche confermare, si chiama Porto delle Donzelle, proprio a ricordo di questo evento. Ovviamente bisogna ricordare questo fatto storico, perché Venezia vuole ricordare tutto. Allora, i nostri casseleri avevano sede un altare nella chiesa di Santa Maria Formosa. Non era da questa parte del campo, era la parte verso il Rio, perché voi sapete che la parte d'accesso più elegante, più nobile, era quella che dava sull'acqua. Allora, i casseleri con sede a Santa Maria Formosa, il doge dice, siamo nel 942, quindi era Pietro Candiano III, e il doge si sente obbligato verso questa categoria di lavoro. E allora dice, sentite, io vi voglio ringraziare, che cosa è che desiderate? E loro risposero così, che venisse a far visita granda a Santa Maria Formosa ogni dì dell'annua festa. Cioè il doge comincia un po' a grattarsi il capo, dice, oi, qua mi incassano in un'altra andata dogale. Quindi cerca di tergiversare. E allora dice, ma se fosse par piover come femo? Immaginate se i casseleri si fermano davanti a una cosa del genere, ma non vedaressimo un capeo per coverseve, cioè dove c'è il problema? Cioè, il doge dice, qua mi stanno incastrando. Allora risponde, ma se gavessimo se? Non vedaressimo da bever. Questo piccolo aneddoto giustifica però alcuni pezzi che oggi sono al Museo Correr a ricordo di quello che era l'andata dogale a Santa Maria Formosa, perché dopo un rito che non sto a descrivervi, il doge veniva ricevuto dai confratelli della scuola dei casseleri, dove su un vassoio avevano messo un fiasco di vino, probabilmente Malvasia, e 2 arance, quindi se aveva sete era a posto. Poi se invece pioveva o c'era sole, gli regalavano un bellissimo cappello di paglia a larga tesa, quindi era riparato, e il doge deve farsi la sua andata dogale. In questa occasione però
nasce anche quella che noi adesso è stata ripresa alla grande con la famosa festa delle Marie. Allora, qua non voglio fare le critiche perché non entra nel mio campo. Comunque la festa iniziò proprio in questi anni, è una delle feste più antiche di quelle di Venezia, e alla fine, facendola breve, nel 1171, anno in cui Venezia viene divisa in sestieri, prima era tutto un altro ambaradà, ma non vale la pena entrare in merito, andiamo al concreto. Allora, 1171, ste ragazze vengono sempre ricordate in quel periodo il 2 di febbraio, matrimoni misti, ma cosa accade? Accade che in quel periodo Venezia si stanca di una cosa, perché quando viene divisa in sestieri, ogni sestiere dava 2 ragazze. Dava, nel senso che proponeva allo Stato 2 ragazze, in totale quindi quante sono? 12. Allora, queste 12 venivano praticamente dotate, cioè veniva data loro la dote, non più dallo Stato come inizialmente, anche perché mai se no diventava un bel problema per uno Stato che stava crescendo e aveva bisogno di denaro nelle casse. Vengono dotate dai nobili della zona, cioè del sestiere, e dai parroci di zona. Quindi diventa, come si potrebbe dire, una rivalità tra le famiglie e tra i parroci. Quindi una cosa che perde quel valore storico che invece la Repubblica voleva dare. Ecco allora che Venezia, già a partire dal 1380 circa, cosa fa? Decide di eliminare questa festa, cioè non eliminarla, ma limitarla all'andata dogale. E non più le belle passeggiate che le 12 magnifiche Marie, tanto il nome era comune, si chiamavano tutte Marie, ecco, quindi facevano per la città. Allora decide però che insomma manteniamo un po' la popolarità e facciamo delle Marie, ma non in carne ed ossa, belle, tutte addobbate, le facciamo di legno e vengono create nell'arsenale. Sono le cosiddette Marione, però dette anche in dialetto e Marie de Toia. Allora, quando una signora, per quanto distinta, però è un pochino troppo distinta, allora le si dice, ma ti sei proprio una Maria de Toia, cioè sei troppo dura e rigida. Quindi da questo nasce anche questo modo di dire. Non solo, se le Marione sono grandi e sono fatte di legno, quelle piccole, come si chiameranno? Marionette. E qui nasce il termine in Venezia di marionette, cioè quelle tirate con i fili, mentre quella con le mani sono i burattini. Continuiamo nella nostra storia. Ecco, la festa ovviamente continuava nei campi, anche se Venezia ormai l'aveva ristretta, ma il popolo si divertiva a farla e andiamo avanti così. Ma arriviamo al momento cruciale. Allora, abbiamo capito come nascono alcune feste che oggi sono inserite nel periodo del Carnevale. Quindi feste storiche, inserite in questo momento ludico. Ma come nasce il Carnevale a Venezia? Perché? E qua c'è il primo documento ufficiale della nascita del Carnevale. E siamo nel 1296. Quindi in questo contenitore carnevale verranno poi inserite quelle che vi ho detto, le prime faccende storiche della città. Attenzione alla data, 1296. Non è una data da dimenticare. 10 anni prima, nel 1286, era stata proposta una legge, cioè che al Maggior Consiglio, l'organo che governava Venezia, potevano accedere esclusivamente i figli che potevano dimostrare, cioè le persone che potevano dimostrare di aver avuto papà, nonno e avo in Maggior Consiglio. Quindi cosa comincia il pensiero? Di restringere il governo che era in mano alla concio popolare a una certa categoria, ai nobili. Allora, questa legge viene proposta nel 1286, respinta. Riproposta dopo un po', respinta.
riproposta nel marzo del 1296, approvata. Allora lo Stato cosa fa? Cerca di preparare il terreno per far sì che il popolo e tutto il resto, la borghesia, accettasse che Venezia diventasse una repubblica oligarchica, cioè in mano alla nobiltà. E infatti nasce proprio il carnevale per questo. È un ottimo mezzo per annunciare che la famosa serrata del Maggior Consiglio, 1297, preclude il governo a tutte le altre classi sociali, ma esclusivamente ai nobili. Quindi serrata non significa ridurre il numero dei governanti, ma la classe che doveva governare, e cioè i nobili. In poche parole, con la loro abilità di sempre, cosa fanno? Creano appunto la festa del carnevale, così il popolo si sfoga e non va contro a quella che è la nuova oligarchia. Il carnevale in genere iniziava, diciamo, il giorno di Santo Stefano, con spettacoli incredibili. Le famose forze d'Ercole, ma anche, torniamo un attimo indietro, non so se si veda, credo di sì, ecco qua, c'è una corda, no? Che va verso il campanile. È il famoso, quello che oggi chiamiamo il volo della Colombina, ma in passato era il volo del Turco. E non era il volo, perché la Colombina parte dalla cella campanaria e va fino alle 2 colonne rosa di Palazzo Ducale. Il gioco nacque nel 1548 totalmente all'inverso, cioè un turco vuole fare questa esibizione e sale su una corda che era trattenuta in bacino San Marco e che andava fino alla loggia del campanile e dimostra la sua abilità nel salire. Poi qualche anno dopo un altro turco fa una cosa simile e viene pagato 100 ducati, e porca miseria, gli arsenalotti cominciano a dire anche no, cioè anche noi siamo belli, forti e possenti, e cominciano allora gli arsenalotti a sostituire il turco in questo volo del turco, poi della Colombina. Vi racconto solo uno del 1680 che rasenta l'incredibile. Uno arrivò alla cella campanaria sopra un cavallo vivo. Come fece? Oh, ma questa è la cronaca, eh? Poi salì sopra l'angelo, si fece vento con un ventaglio, si tirò su un fiasco di vino e sventolò la bandierina. Cioè, è un miracolo questo, non può essere altrimenti. Allora, altro gioco, appunto, come vi dicevo, le forze d'Ercole, dove i protagonisti per lo più erano i famosi Castellani e Nicolotti, le 2 classi del popolo veneziano. Ah, questa è carina, è la festa in Campiello. Vi sfido a girare per Venezia e immaginare di trovare questo campiello. È un lavoro di fantasia. Allora, qui il Bella si è proprio divertito. Perché? Perché voleva dimostrare come non solo lo Stato in piazzetta faceva queste feste, ma anche il popolo nei piccoli campielli si divertiva. E queste feste venivano chiamate anche feste del soldo, perché siccome chi collaborava erano le donne, i bambini, tutti coloro che stavano nella zona, cioè ci voleva un contributo economico per fare qualcosa, e quindi ecco festa del soldo. Altro particolare interessante, questo, piazzetta, ricordiamoci che la piazzetta è sempre stata il luogo dove si svolgevano tutte le feste ufficiali di Venezia. Arrivava un nuovo doge, entrava dalla piazzetta, arrivavano i duchi del nord, entravano nella piazzetta. Si facevano le feste, piazzetta. Piazza San Marco, no. Piazzetta era il luogo ufficiale. Allora in piazzetta si svolge anche questa festa di carnevale. Guardiamo i particolari. Lì, sulla sinistra, sì, in alto alla vostra sinistra, stanno suonando, quindi si creavano dei piccoli palchi dove i commedianti presentavano le loro, diciamo, performance. Poi, la vedete quella signora vestita di celeste che sembra essere in trono? Era tenuta a careghetta, vi ricordate quando si era piccoli che si facevano? Ecco, questa qui era tenuta così dalle persone vicine ed era la fattucchiera, ma ci credevano, no? Leggeva le mani, leggeva le carte, quindi doveva essere portata in trono. Altro particolare, quei 2 signori vestiti di nero sono armeni ed erano presenti in tutte le feste, indubbiamente, avevano anche un permesso speciale. Potevano vendere i cosiddetti bagigi.
cioè le arachidi, quindi avevano un piccolo ricavato durante la festa, ma anche coloro che avevano un mestiere in mano svolgevano la loro azione. Vedete quella specie di corda nera che punta esattamente su un signore vestito di rosso e uno che è seduto lì con la bocca aperta, il cavadenti. Ecco, quindi i barbieri dell'epoca erano anche, diciamo, i dentisti. Continuando, le feste procedevano poi, a parte gli animali strani che arrivavano, come il rinoceronte, continuavano nei luoghi interni, e cioè nei casini. Questo è il casino Venier. Allora, casino, non come lo intendiamo noi oggi. Il casino, bravissima, significa piccola casa. Perché? Perché era una casa o presa in un angolo del palazzo, chiamiamolo palazzo per farci capire la differenza, oppure veniva addirittura costruito o preso un ambiente distante da casa, ma piccolo, ma doveva riportare le stesse caratteristiche del palazzo importante. Quindi piccola scaletta, saloncino, come vedete qui, portego, destra e sinistra le stanze. Quindi il casino nasce come luogo di distrazione dalla consuetudine quotidiana. Casini vengono citati addirittura dal 1200, poi chiaramente aumentano, nel 700 hanno il loro boom. E il casino però non era perché, scusatemi, andavano a fare sesso, ma era solamente un luogo dove si poteva parlare liberamente, e cioè potevo parlare di politica, di storia, di tutto quello che volevo, potevo giocare a carte, potevo fare, insomma, quella libertà che purtroppo nelle convenzioni sociali non c'era. E chiaramente nel casino si giocava molto a carte, che fossero francesi o italiane, non importa. Tanto che nasce un modo di dire veneziano. De mattina una messetta, de giorno una bassetta e de notte una donetta. Allora si passa dalla messa, quindi dal sacro, a giocare alla bassetta, che era un gioco d'azzardo molto pesante, quindi il ludico, e poi, cioè, insomma, dai, concludiamo in bellezza, sto con una donna e quindi passo al profano. Altro luogo dove si andava era il famoso ridotto. Allora, il ridotto è stato il primo casinò di Venezia, nato nel 1638. E qui non voglio fare la contestatrice. Comunque, se voi passate vicino all'odierno casinò Ca Vendramin Calergi, per terra trovate delle iscrizioni con le frecce che indicano Ca Vendramin Calergi, dove c'è scritto prima casa da gioco 1638. Col cavolo. Scusatemi il termine, perché la prima casa da gioco è stata all'interno del palazzo della famiglia Dandolo, odierno Hotel Monaco Grand Canal. Punto. Poi il casinò lì venne ben più tardi, ma molto tardi, parliamo del 1970 e qualche cosa. Perché? Perché la casa da gioco, il ridotto, per vari motivi diciamo politici, dopo un restauro del Macaruzzi venne chiuso. Rimase chiuso con i francesi, con gli austriaci, poi finalmente si riapre. Ma si riapre come? In maniera strana, prima cinema, perché ancora oggi negli stucchi recentemente, ormai sono tanti anni, restaurati da un nome insomma che tutti conoscete perché è una marca di alcuni golfini, ecco, io non voglio fare nomi, comunque è stato appunto restaurato e sistemato, e all'inizio era un cinema, c'è ancora il buco negli stucchi. Io ho seguito i restauri ed è stata un'esperienza bellissima e si vedeva proprio il buchetto che proiettava i film. Poi il famoso ridotto, no? Che quando arrivavi in ritardo, che camminavi sul parquet, cric e croc, e tutti ti guardavano. Poi chiaramente chiuso, insomma, una vicissitudine di vita, povera stanza, incredibile. Ma la fortuna di essere ritornato alla sua bellezza grazie appunto a questa ditta veneta che pagò i restauri con lo scalone, la sala dove appunto si giocava. Allora, perché? Anzi, torniamo indietro, lasciamo sta sala. Quando appunto nel 1934 c'è una situazione economica veneziana un po' pesante, cioè pensate l'anno,
c'è la guerra, c'è stata la prima, poi inizierà la seconda. E si pensa quindi di poter sollevare la condizione economica cittadina con un casinò. E il casinò, ovviamente, tutti pensano, riprendiamo la sala del vecchio ridotto, la sistemiamo. Ma in quel caso la curia bloccò il progetto. Perché? Il luogo, pensate all'Hotel Monaco Gran Canal, qualcuno di voi forse è anche venuto quando io ho presentato qualche libro lì. Allora, dov'è? È vicino alla Platea Marciana, quindi Basilica. È di fronte al seminario e alla Basilica della Salute. Luogo quindi inadatto per una casa da gioco, tanto che il primo casinò aprirà al Lido sotto un'amministrazione privata e solamente negli anni 70 andrà a Cavendramin Calergi. Come capite il percorso è ben diverso, non per fare la polemica ma per essere precisa. Poi quando si finiva di divertirsi in questi luoghi si andava anche a teatro di San Benedetto. Teatri a Venezia ce ne saranno tantissimi all'interno, prima dei palazzi veneziani, e poi si costruiranno edifici preposti esclusivamente alle rappresentazioni teatrali. Questo di San Benedetto fu costruito dai Grimani e aveva un palco una certa Cecilia Tron, bellissima donna, stupenda, la quale già in età, si parla di 56-57 anni, aveva il suo palco privato in questo teatro e lo Stato, avendo degli ospiti particolari, chiede che lei presti il suo palco. E lei dice sì, ma se lo fa pagare. Tanto che il popolo nasce col famoso modo di dire brava la trona e vende il palco più caro della, e la rima la fate voi. Ma la cara Cecilia, orgogliosa di quello che ha fatto per lo Stato e anche del suo fisico, che tutto sommato è ancora tosto alla sua età, risponde: "Gave ragione, perché questa al caso la dono, quindi nessuno me paga". Nei giorni sempre di Quaresima si frequentavano altri ambienti, ma c'era un dolce, anzi no, rimaniamo qua. Allora, vi ricordate durante la conferenza sulla tavola si parlava di cibo eccetera, anche della frittella, che era un dolce che veniva praticamente cotto in tutti i campi e campi e campielli veneziani. C'era la poesia del famoso Lamberti, che ha scritto La biondina in Gondoetta, che diceva: dove il sol fabbricar ste venerande fritto con un oggio da farve soffegar, quindi un fritto pesante, ed erano fatte col buco in mezzo, non quelle belle. Bene, però adesso parliamo di un altro, è carnevale, quindi bisogna anche ridere. Abbiamo parlato di storia, abbiamo parlato di alcune cose, adesso entriamo in una commedia che fu proprio presentata nel teatro di San Benedetto, che era Crispino e la comare, dal quale si parla di una certa frittella. È un monologo della donna. Piero mio, go qua una fritto, te voglio regaiar. Sai tu caro quanti giovani aveva sniocoar, Modestina, Marameo, godito subito, vuoi salvarla a chi vuoi mi. Al mio vecchio voglio darghe, e quel vecchio, ti sei ti? Guarda ben però, prima intendemose, per aver de sto boccon, d'era ardrito, sempre giurime ed de restarme fedeon. Ma mi sa, te leso l'anima, te capisco, non giurar, Piero mio, se tua sta fritto ciapa dai, vientala a mangiare. Poi si continuava anche nei caffè, dal 1600 in poi, vado un po' veloce perché sennò faccio tardi, dopo qualcuno mi rimprovera. Nei caffè, vabbè, però protagoniste del carnevale, a parte i momenti storici, diventano le maschere. Come nasce la maschera? Allora, questa che vedete a me piace tantissimo, è una doppia maschera greca. Il termine maschera significa aspetto demoniaco, strano, uno spettro. E la prima notizia di maschere all'interno della festa del carnevale l'abbiamo nel 1271. Poi già nel 1436 abbiamo l'attività dei mascareri. Eccolo qua, fare una maschera non è facile, ci vogliono dei prodotti specifici, ci vuole una manualità, un'attenzione, quindi nasce quest'arte che chiaramente poi abbonderà.
ma iniziano anche le cosiddette maschere quotidiane, provenienti dalla commedia dell'arte, che poi Goldoni trasformerà in commedia di carattere. Allora, nella commedia dell'arte c'era una figura tipica, che era il vecchio, detto anche il magnifico, che poi diventa Pantalone. Pantalone, forse qualcuno è medico, San Pantalone sarebbe il protettore dei medici, e non a caso tutti i medici a Venezia si incontrano nella chiesa di San Pantalone. Ma il nome che piace di più a coloro che studiano un po' la città non è tanto ricordare sto San Pantaleone, che poi è esistito o non è esistito non è sicuro, ma pensare che derivi da un modo di dire. Quando Venezia conquistava un territorio, piantava il leone, planta leonis Pantalone. E poi c'è la famosa storia, no? Dai so qua, paga Pantalone. Perché? Perché alla fine era serio, brontolone, ma era generoso, onesto, e quindi pur di tranquillizzare qualsiasi situazione politica e economica pagava lui. Ma iniziano anche altre maschere. Brighella. Allora incominciano i cosiddetti zanni. Da cosa deriva questa parola zanni? Bravissime, Giovanni in dialetto e Zane. Ecco, era il nome più comune nelle categorie contadine sia in Lombardia che nel Veneto. Quindi Zane erano poveretti servi per lo più e quindi diventano la figura del servitore. C'è anche chi dice che derivi da sannio, perché che significa smorfia? A me piace più la prima, cioè che derivi da Zane, ed è quella anche più probabile. Poi i miei amici che hanno il cognome faranno loro la ricerca. Altro Zani, oltre al Brighella, bergamasco, c'è anche Arlecchino. Arlecchino inizialmente era vestito di bianco, poi si vestirà con tutte queste toppe colorate. Il termine è di origine francese, ma farà parte ovviamente di quelle che sono le maschere poi più frequenti nel nostro ambiente. Ve lo ricordate forse quando vi ho letto quella poesia sulla polenta, gira, mena, ecco. Allora, guardate bene Arlecchino, cosa ha in mano? Sembra un mattarello, un manganello, no? È la spatola per girare la polenta. Ecco perché viene chiamato Arlecchin Batoccio. Oh, sono contenta. L'unica maschera femminile è Colombina. Colombina è praticamente la fantesca. E verrà chiamata Colombina quando un'attrice, una certa Isabella Franchini, nel 1530, interpreta questo ruolo di fantesca e si presenta in scena tutta carina, ma con un bel cestino con 2 colombe dentro. E da lì la fantesca diventa Colombina. Ma le maschere più antiche veneziane sono queste. Questo è il mattaccino. Guardatelo bene. Qui ha qualcosa in questa sacca. E poi c'è questa. Allora quella è la fionda che Davide ha usato per abbattere Golia. Vabbè, e c'è la frombola, cioè si metteva il sasso, Golia ha fatto così, poi boom, gliel'ha gettato. Allora questi invece, nobili, cosa facevano? Quelle che vedete nel grembiulino sono uova. Allora, cosa mettevano dentro alle uova? Non chiedetemi come, perché ho cercato e non l'ho trovato. Mettevano profumi, acque di rose, cose profumate, e si divertivano a passeggiare per Venezia, a lanciare questo uovo profumato addosso alle belle donne, alle belle ragazze. Però, attenzione, avevano anche altro tipo di uova, con dentro un altro profumo, molto più mefitico. E quelle le lanciavano a chi? Sempre a donne, ma quelle che impedivano a queste belle ragazze di giocare con i giovani, e quindi a chi? Alle baglie e alle madri. E quindi vedete che era un gioco antico. Altra maschera. Oddio, scusate. Guardatela bene. L'abito è femminile, ma il viso è maschile. Questa è la gnaga. La gnaga sembra che il termine derivi dal verso del gatto, ma lasciamo stare. Ma era l'abito che indossavano gli omosessuali durante
il carnevale. Quindi si vestivano da donne, ma insomma alla fine si riconoscevano che tali non erano. Poi lo spirito folletto, che qui non vedete. Qui vi ho messo due foto, una è la presa dal mosaico di Aquileia, qui invece vedete delle donne sul ponte di Rialto all'inizio del Novecento, è lo scialle. Le popolane cosa facevano? Prendevano lo scialle, lo mettevano sopra la testa e facevano un nodo di qua e un nodo di là e poi mettevano tutti i nastrini colorati, magico folletto, ed erano in maschera in maniera semplice perché non avevano i soldi per comprarsi le belle cose. Ma ovviamente era logico che bisognava parlare anche di questa, la bauta. Allora, la bauta è formata da, lasciamo perdere l'etimologia perché tutti ne hanno pensate di tutto e di più, dal tedesco, dal piemontese, lasciamo perdere. Ma guardiamo da che cosa è fatta, perché la bauta è il tricorno, la maschera bianca, chiamata larva, e la mantellina. Questa è la bauta, queste tre cose messe assieme. Ma se andiamo in questo particolare, che è anche nel volantino della conferenza, vedete che c'è un'altra maschera, è la moretta, quella nera. Allora, i nobili usavano la bauta. Le meretrici, che frequentavano i ridotti, i casini comunque, portavano la moretta. Vedete che quella di sinistra ha l'abito color giallo e il giallo identificava in Venezia il meretricio, mentre a Treviso era il berrettino rosso, tanto per farvi capire, ogni città aveva un colore. Qui è il momento in cui il nobilomo, quello col parruccone, che altro non è che un Barnabotto, i croupier dell'epoca, i quali erano nobili decaduti, gli si dava il prestigio di fare questo lavoro al ridotto perché così insomma prendevano qualche soldo e con dignità. Allora il vecchietto sta parlando alla ragazza e sta concordando col giovane che sta porgendo delle chiavi, ovviamente un incontro. Mentre nell'angolino di destra vedete che c'è sempre la moretta, ma si sta togliendo la maschera perché ormai il contratto è avvenuto, quindi svela se stessa e se ne va con chi vuole. Carnevale a Venezia si concludeva appunto nel giorno prima della Quaresima. Infatti lo Stato veneziano decide che, a partire da quella famosa serrata del Maggior Consiglio, che il martedì che precede le ceneri, quindi il martedì che diventa grasso, sia l'ultimo giorno del Carnevale e quindi tutto deve finire. E quindi c'era la festa finale del Carnevale, questa volta in piazza San Marco. Vi segnalo due particolari, uno sulla sinistra dove vedete un Pulcinella che sta dando qualche cosa dei bambini, ma più evidente è il Pulcinella sulla destra che sta portando qualcuno sulla carriola. Allora, chi sta portando? È il cosiddetto Bernardon impiagao, cioè è il malato di sifilide, che però anche lui ha diritto di farsi il suo carnevale. Infatti è vestito di nero, quindi è un nobile, ricordiamoci che la veste principale di ingresso della nobiltà al Maggior Consiglio era il nero, il rosso era per tutti i magistrati che poi avranno l'incarico. Ma interessante è la figura del Pulcinella. Pulcinella diventa un po' il sinonimo di libertà. Come nasce questa figura? Era già antica, ma nel 1500 risorge grazie ad un contadino che si chiamava Puccio Daniello Puricinella, il quale molla i campi nel 1600 e si aggrega a una compagnia della calza, una compagnia teatrante. E come veste? Veste in maniera banalissima, sembra una tuta, se vogliamo, bianca. Ai piedi porta quelle che chiamiamo oggi le friulane, le babucce. In testa un cappello floscio. Allora, che cos'è il Pulcinella? Il Pulcinella è quello libero da tutte le convenzioni che il Settecento presentava in città per fare una specie di chiusura, un'apparenza dietro invece a una decadenza molto chiara ed evidente. Quindi il Pulcinella è colui che prende in giro, anche perché
adeguandosi a tutte le categorie sociali, cioè infiltrandosi nelle varie compagnie, lui viene a sapere di tutto e di più. Ecco che nasce il modo di dire segreto di Pulcinella, nel senso che lui svelava comunque i segreti di tutti. Nasce anche il modo di dire il paese di Pulcinella, il paese che non c'è, il paese dove la libertà massima non esiste. Ma chi interpreta molto bene la figura del Pulcinella è il nostro Gian Domenico Tiepolo, che contesta addirittura il padre, che voleva appunto sempre presentare questa fine elitaria. E guardate questo, un Pulcinella che senza tanti problemi mette una mano sul seno della donna, ma neanche ci si poteva pensare, e prende in giro questa categoria, parruccone, vitini stretti, tutto questo modo zelante che alla fine era solo ipocrisia pura. E questo è un dipinto del Canaletto, che è un giorno di carnevale qualsiasi, e il nostro Goldoni così lo definisce. Il carnevale per il Goldoni è espresso in questi 4 versi. Qui è muger ed è il Maria. Ognuno fa quel cavolo che vuole. Ognuno va dove ghe par. Ognuno corre a qualche invito. Chi a giogar, chi a ballar. Quindi è il momento, il carnevale, anche di proprio libertà identificata nel Pulcinella. Il carnevale ufficialmente finiva, come vi dicevo, il martedì grasso, e veniva annunciato il tutto alla popolazione con lo scampanio delle campane del campanile di San Marco e di San Francesco della Vigna. Erano i 2 luoghi forse che avevano un maggiore eco, dove tutti potevano sentire. Ma dopo il giorno delle ceneri non pensiate che i veneziani non si divertano più, continuano a divertirsi. Quindi le feste all'interno dei palazzi continuano, le passeggiate alle zattere, perché c'era il sole e quindi potevano esibire i loro bellissimi costumi, e addirittura poi ad ogni carnevale si dava un tema. Quindi il tema di quest'anno, il Marco Polo, non è una novità. Nel 1572 ci fu il carnevale per ricordare la battaglia di Lepanto, poi ci fu il carnevale nel 1600 per ricordare la venuta dei duchi di Mantova. Ma tutto questo purtroppo si interrompe con gli austriaci, quali carnevale proprio. Tanto che un poeta dell'epoca, un certo Ongaro, nel 1860 scrive: «Non voi feste, non voi freschi, ma allora anche al carnevale. Finché in casa coi tedeschi, quel che piace mi fa male». Quindi preferisce non festeggiare. Ma per fortuna, lo sappiamo, nel 1866 gli austriaci fanno fagotto, il carnevale riprende con la società, detta proprio Società del Carnevale, si iniziano belle feste, si inizia quel famoso ballo alla Fenice che è la cavalchina. Allora, perfino Lord Byron lo cita proprio per la bellezza e la signorilità, cioè si montava tutta la platea della Fenice per dare spazio a chi voleva ballare e anche consumare delle vivande che venivano portate. E quindi poi la festa, che si calma per un certo periodo, nel 1979 riprende e siamo adesso al momento. Ma io vorrei salutarvi non con la tristezza di un carnevale che ha ripreso in un certo modo, bene o male, non importa, ma vorrei salutarvi con queste immagini un po' da sberleffo di Arlecchino e leggendovi un brindisi che risale esattamente al 1400. In una precedente lezione ve ne ho letto uno del 1300, questo invece del 400, ed è simpaticissimo. 5 diese. Diese 5, quindese, vu che se il mio ben ve fasso un brindese. 2 do 4, 4 e 4 8, vu che se il mio ben ve sposo il gotto. Questo se sugo dei granini che raccoglie i contadini e li raccoglie nella campagna alla salute di chi beve e di chi magna. Questo se vin, un brindise che fasso a sta nobile compagnia. Buon carneval a tutti. Grazie.
troppo gentili, grazie. Bene, passatevi un buon carnevale, divertitevi e anche se non è carnevale cercate di divertirvi lo stesso. Grazie Marina, grazie tantissimo.